Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di News Sicilia. Vediamo insieme le notizie più rilevanti della mattina. In apertura l'incontro stamani alle 7:30 della Santuzza con la città di Catania alla fine della sentita messa dell'Aurora, toccanti le parole di Monsignor Luigi Renna durante l'omelia, un pensiero alla speranza, ai giovani, alle donne e ai detenuti, l'invito anche alle autorità e agli imprenditori soprattutto a fare di più. E adesso continua il giro esterno di Sant'Agata. La cronaca con un incidente mortale sulla Palermo-Agrigento. Francesco Costa, 19 anni, ha perso la vita nei pressi dello svincolo di Villa Abate. Fatale lo scontro con un'altra auto. Un gesto eroico, quello che è costato invece la vita ieri a Salvatore Benfari, 47 anni, morto cercando di salvare la madre e le sue due figlie di 8 e 12 anni, vittima di un incendio scoppiato nella casa dei genitori a Caltabellotta, nell'Agrigentino. La giudiziaria con una nuova sentenza del Tribunale di Caltanissetta nel corso dell'udienza del maxi processo legato al cosiddetto sistema montante. Alcuni capi di imputazione nei confronti di 6 imputati sono caduti in prescrizione. È in chiusura una frana a Corleone, in contrada San Marco, dove 2 palazzine sono state dichiarate inagibili, 29 residenti costretti a lasciare le proprie abitazioni e temporaneamente ospitati in strutture ricettive. Ed è tutto per queste edizioni. Vi ricordo come sempre che i dettagli su queste notizie e molte altre li trovate sul nostro sito www.newssicilia.it. Grazie per averci seguito, vi ricordo l'appuntamento stasera alle 19:30 con gli aggiornamenti più importanti del pomeriggio. Arrivederci e buona giornata.